Luigi Pirandello nacque 150 anni addietro, il 28 giugno 1867, alle ore 3:30 della notte, quando cadde come una lucciola sotto un pino solitario in una campagna d'olivi saraceni affacciata agli orli di un altopiano di argille azzurre sul mare africano. Ebbene, il prossimo 28 giugno ad Agrigento, nei pressi della casa natale di Pirandello, in contrada Caos, il Pirandello Stable Festival di Mario Gazziano, il Parco Letterario Caos di Bernardo Barone e il Centro di Promozione Sociale Cepasa di Paolo Cilona hanno organizzato l'evento Caddi come una lucciola dalle ore 3:30 della notte in poi. Ascoltiamo in proposito l'attrice Maria Grazia Castellana. Sì, un'iniziativa assolutamente originale, di grande prestigio, in nome del nostro drammaturgo, del drammaturgo agrigentino Luigi Pirandello, e ritengo un'iniziativa di grande prestigio che sicuramente darà grande valore sia al drammaturgo agrigentino, appunto, e a Pirandello, che sicuramente merita di essere ricordato con iniziative così originali, ma sicuramente un'iniziativa di grande importanza per tutti noi artisti agrigentini e tutti noi che parteciperemo a questa particolare iniziativa. In particolare sono molto contenta di far parte di questa iniziativa e di esprimermi nella mia qualità di attrice in nome sempre di Pirandello nel giorno appunto della sua nascita e in occasione appunto del 150° anniversario della nascita di Pirandello, un'iniziativa particolare, originale, che rientra nel contesto delle tante iniziative che noi già abbiamo portato avanti in nome dei 150 anni di Luigi Pirandello. In particolare, nella mia qualità di attrice, proporrò in questa importante occasione uno dei miei cavalli di battaglia, il monologo di Ersilia Drey, Da vestire gli ignudi, un monologo fortemente drammatico, che esprime una grande intensità emotiva e intimistica, a cui sono molto legata e che rientra molto in quelli che sono i miei canoni artistici.